Chi non sa sta Juventino, Chi non sa sta Juventino, Sì, sì. 5-1. 5-1. 5 babà per gli amici dell'Empoli. Buonasera a tutti. È stata una partita sofferta ragazzi, per due motivi. Primo perché l'Empoli ci ha messo in difficoltà, squadra che palleggia bene, dobbiamo dirlo, ma pure perché guardate, io non me la vedo con DAZN perché ho le mie fonti brasiliane, estere, tengo pezzotti, e tutto, ma oggi proprio si è messo proprio, non lo so, si è messo proprio il diavolo e la coda. Quindi me la sono vista un po' così la partita, a strappi proprio. Vabbè, infatti mi sono perso pure qualche gol. L'importante è vincere. Da quel che ho visto, comunque un grande Napoli. Miei complimenti all'Empoli, che comunque è stata una squadra che ci ha messo molto in difficoltà. Arbitraggio, ma penso abbastanza sopra la sufficienza, anche se alla vigilia questo Pairetto, non dimentichiamo chi è Pairetto, vabbè. E niente ragazzi, vittoria di 5-1, tripletta di Mertens, Dries Mertens, Ceruzzo, gol di Insigne e Milik. E niente ragazzi, c'è stata una partita un po', diciamo così, ripeto, me la sono vista una mezza chiavica, ma sono riuscito comunque a vedermela fino a l'ultimo gol in contropiede. Palla che è lunga verso Mertens, da solo davanti al portiere si ferma l'immagine, cioè là proprio agito, mo è 5-1. O ha fischiato l'arbitro, è venuto, ai tempi contro il Cagliari la vedo con le cavezze Carlo Arvino, fischia, non fischiare, e così fu, non fischiò, gol di Mertens anche questa volta qua. È grande vittoria, ci porta a 25 punti, meno 3 sulla Juventus che giocherà domani. Con l'aiutini, senza aiutini ce ne fotte, proprio va ammassare da rete, così azzoppata da rete, va ammassare. Vi lascio passare una buona serata, ci sentiamo domani. E non c'è tanto da dire anche perché, ripeto, è stata una partita più che dire sofferta, ma ci sono sofferto pure perché mi ha fatto rannetta maniera, sia all'Empoli sia al Segnale. E quindi niente ragazzi, forte abbraccio, forza Napoli da parte mia e Mare Chiaro Ciccio qua, Ciccio Chiaro. Forza Napoli, prossima partita contro il Paris Saint-Germain a Napoli, ritorno di Champions League. Non vi perdete il post partita. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e forza Napoli!